Progetto Vacanze Sicure 2024, investimento di 1.700.000 euro, impegno costante, investimento ingente con il potenziamento del personale, delle strutture e dei servizi. Significa uno sforzo che ULSS 3 Serenissima e Regione Veneto compiono insieme ogni anno. Lo sforzo per trovare il personale lo facciamo quotidianamente e direi che sulla base di quelle che sono le necessità la Regione ci supporta proprio per avere quello che è assolutamente necessario, sia in termini di medici che infermieri che anche personale, altro personale amministrativo OS, quelli che servono in sostanza. A Isola Verde di Chioggia è il presidio della ULSS 3 Serenissima con 2 ambulatori medici attivati per la stagione estiva e l'ambulanza dedicata che l'anno scorso è stata utilizzata per ben 70 missioni. Questo è un mezzo praticamente nuovo che abbiamo adottato praticamente quest'anno. Questo servirà da punto medico avanzato perché Chioggia sarà teatro di grandi eventi e quindi praticamente avremo bisogno anche di un avamposto dell'ospedale sul territorio. Ambulatori e ambulanze, ma non soltanto. Chioggia con la sua città d'arte, con le sue spiagge, al centro di questo progetto di potenziamento dei servizi sanitari. È chiaro che Venezia e tutta la costa che è attorno tra Chioggia, Lido è un luogo estremamente importante, si arriva quasi a 10 milioni di presenti e quindi la sicurezza che normalmente viene garantita per i cittadini del nostro territorio deve essere uguale per tutti.